Si è svolta venerdì 13 marzo, presso l'Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana, l'ormai tradizionale cena di gala, con la consegna delle borse di studio da parte dei delegati dell'Accademia della Cucina Eugania Basso Padovano e Legnago Bassa Veronese Polesine Ovest, intitolate agli ex presidenti Giuseppe Dell'Osso e Giovanni Capnist. È una tradizione che da un paio d'anni ci vede uniti nelle due delegazioni, qui all'Istituto Professionale per la Ristorazione di Montagnana, che certamente è un fiore all'occhiello di tutto il territorio, a cavallo tra il padovano e il veronese. Una bella opportunità per questi ragazzi. Una bella opportunità per questi ragazzi e una bella occasione anche per questi ragazzi che hanno una professione davanti che secondo me darà loro dei risultati e delle soddisfazioni notevoli in Italia, come sta andando oggi, e sicuramente avranno un sacco di spazio e grosse opportunità. Sono stati premiati un'allieva del corso di cucina ed un allievo del corso di pasticceria, che si sono distinti per l'impegno e i risultati ottenuti nello studio. Come pensi di investire questa borsa di studio? Beh, innanzitutto una parte la uso per il progetto Erasmus, nella quale sono riuscita a rientrare, e poi la maggior parte comunque la do ai miei genitori, che sono coloro a cui devo tutto, e quindi penso sia giusto darli a loro. Quali sono gli aspetti che più ti hanno interessato del tuo percorso di studio? Beh, innanzitutto le prospettive che questa scuola mi dà nel mio ambito di pasticceria comunque, e anche il fatto di poter ampliare le mie esperienze all'estero. L'investimento sull'esperienza all'estero è visto come centrale sia da parte degli studenti che dalla scuola. In questa serata abbiamo l'occasione di concludere un progetto che è solo un esempio di vari progetti innovativi che abbiamo fatto quest'anno, ne ricordo solo due. Uno intitolato Move for the Future, che è un progetto che ha portato nell'estate scorsa 30 ragazzi dell'Istituto Alberghiero e anche del liceo scientifico della nostra scuola all'estero per studiare inglese, completamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo. E il secondo è un progetto che riguarda in particolare i ragazzi dell'Alberghiero, che si chiama Erasmus, simile a quello dell'università, li porterà per 5 settimane all'estero, in Inghilterra, in Francia e in Germania, a seconda delle lingue scelte, per fare uno stage lavorativo, non per studiare la lingua ma per conoscere direttamente quel mondo del lavoro. Lo consideriamo molto importante perché noi vogliamo prepararli al mondo del lavoro qui, ma appunto anche all'estero, perché sappiamo che ormai le prospettive vanno ampliate. Tema della serata è stato intolleranze ed allergie, argomenti che sono stati oggetto di studio all'interno di uno specifico percorso affrontato dagli allievi. Si tratta di un progetto biennale in alternanza scuola-lavoro, in cui i ragazzi sono stati impegnati in attività svolte sia a livello frontale che a livello laboratoriale nello studio di tematiche legate ai nuovi trend gastronomici, in particolar modo macrobiotica vegan e crudismo. I piatti quindi proposti durante la cena potevano essere degustati da soggetti portatori di intolleranze ed allergie. La cena innanzitutto verte sul tema appunto intolleranze alimentari, in particolare latticini e uova. E sono stati, in questo caso è stato elaborato un menù e sono stati sostituiti precisamente con latte di soia, con panna di soia per quanto concerne il latte e i latticini, i derivati del latte. Mentre per quanto riguarda le uova, proteine vegetali che andranno appunto a sostituire l'albume d'uovo, in questo caso ad esempio per la meringata che è in menù questa sera. Presente alla serata anche il sindaco della città murata, Loredana Borghesan. Questo è un appuntamento importante, quello di questa sera, che ogni anno si va a ripetere, un momento che va a migliorare, ad approfondire un po' tutte le tematiche che il nostro Istituto Alberghiero di Montagnana ci propone. Io già vedendo le preparazioni dei tavoli, già questo è un momento di accoglienza importante, è una prima presentazione che l'Alberghiero di Montagnana propone, trattando
anche queste tematiche, assieme a quanto quotidianamente nel lavoro dell'istituto si svolge, si va a valorizzare l'istituto stesso, che poi a sua volta diventa una valorizzazione per quello che è la nostra città di Montagnana, una città che ha la sua vocazione turistica, ma come quest'anno poi dopo che è entrata nell'associazione dei borghi più belli d'Italia, intanto siamo il borgo più bello del Veneto, pertanto ci fregiamo di questo, ma queste realtà ci danno assolutamente lustro. Poi devo anche vedere che tutto questo viene realizzato all'interno di relazioni importanti, pertanto non solamente l'istituto alberghiero, non solamente l'amministrazione che è a fianco dell'istituto stesso, ma l'Accademia della Cucina con i loro premi, con il loro valorizzare quegli alunni che sono più meritevoli. Pertanto ecco, anche queste relazioni nel nostro territorio fanno crescere tutto l'indotto che questo porta. Il momento clou della serata è stato la consegna degli attestati e degli assegni agli allievi, mentre alla scuola è stato donato un documento storico del 1833 dell'allora Consorzio di Bonifica Locale, che tratta il tema della tutela e della salvaguardia del territorio.